Dopo il Covid e la siccità, la vera nuova emergenza, il governo, impegnato oggi in un tavolo straordinario, ha annunciato un decreto legge che istituirà un commissario, la creazione di una cabina di regia e la semplificazione delle procedure per attuare i primi interventi. 8 miliardi sul piatto, soldi, ha ribadito il ministro Lollobrigida, che erano già a disposizione ma che la burocrazia ha impedito fino ad ora di spendere, da qui la necessità di semplificare. Secondo Coldiretti sono circa 300.000 le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza. L'associazione in Veneto ha annunciato una prima contrazione dei terreni destinati all'agricoltura. Ma la grossa preoccupazione, se non dovesse cambiare, è diminuzione di terreni destinati alla barbabietola, diminuzione di altri appezzamenti destinati all'orticoltura, che richiede molta energia e molte spese per riuscire a farlo. Dalla provincia di Padova alla Marca Trevigiana Monastier, gli agricoltori si sono già adattati rivoluzionando tempi e quantità delle semine. O magari si è aumentato il frumento, si è leggermente diminuita la superficie, anzi si è diminuita la superficie destinata a mais, ci si adatta, ecco. Questi fenomeni ci sono sempre stati e quindi il rischio noi lo consideriamo. Il problema è la frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando negli ultimi anni. Il primo schiaffo per gli agricoltori la siccità del 2021. Bene la cabina di regia per Coldiretti per arginare il rischio che la strategia non si trasformi in una guerra tra regioni. Ci vuole una regia che riesca a coordinare e che non ci sia la guerra fra le regioni e quindi questo è un primo passo doveroso e utile. Non essendoci una competenza a livello nazionale sulla gestione dell'acqua, potrebbero alcune regioni decidere di tenersela per i giusti motivi che alcune regioni avrebbero.